vi saluto tutti, sono contento di vedervi qui questa sera, numerosi. Ringrazio fratello Goffredo che ha accettato di venire, oggi era lontano da qui, a San Gimignano, ieri era a Andria, vabbè, ci ha fatto dono di questa presenza che noi apprezziamo e di cui siamo riconoscenti. Beh, faccio questa introduzione che non è semplicemente un saluto, ma ci è sembrato opportuno nel contesto di questo incontro e proprio nel momento dell'introduzione riprendere alcuni punti emersi durante la visita pastorale e raccolti dai convisitatori che hanno collaborato con me nel campo della liturgia e dell'arte sacra. Altri collaboravano con me nel campo della catechesi, nel campo della carità, nel campo dell'amministrazione. Due di loro, precisamente la dottoressa Cristina Falsarella, che ringrazio anche di aver accettato di fare da presentatrice questa sera, e don Fulvio Silotto, che è in fondo, proprio l'ultima riga, nel campo dell'arte, della liturgia e dell'arte sacra. Ecco, proprio l'impegno ad essere fedeli e costruttivi nel restituire alle parrocchie ciò che hanno incontrato, hanno fatto una stesura molto impegnativa che io ho assunto o sto assumendo nelle lettere che ho inviato dopo la visita pastorale, ha comportato un prolungamento nella preparazione della stesura dei testi. Io ho già mandato a tutti le lettere a tutte le parrocchie, però a molte manca questo aspetto dell'arte e della liturgia che stanno completandosi in questo periodo, con la particolarità non indifferente che non sono ferme al 2013 o 2014 quando la visita pastorale è avvenuta, ma sono state andate completandosi, per cui le ultime che sto completando adesso, tocca Oderzo, Sacile e Torre di Mosto, sono al 31/12/2017, quindi loro hanno continuato. E poi le ultime tre, Quartiere del Piave, Pedemontana e Zumellese, stanno anche queste per arrivare. Quindi c'è stato un lavoro che è continuato anche nella visita pastorale proprio per essere puntuali e se non cronologicamente, ma puntuali nella descrizione, proprio aggiornati al momento. Bene, le osservazioni che riporterò io questa sera non riguardano la celebrazione liturgica, parlerà fratello Goffredo di questa, riguardano piuttosto l'ambiente, il contesto dove la celebrazione avviene, cioè le nostre chiese, sia nella prospettiva degli spazi liturgici sia in quella dell'arte sacra. Sottolineo alcuni punti che mi hanno particolarmente colpito e che desidero condividere con voi, saranno 10 minuti. Anzitutto mi ha colpito il primo punto, l'insistenza che i convisitatori hanno fatto e che mi hanno consegnato e che io ho fatto propria nelle lettere che ho mandato, su ciò che è essenziale. È stato utile anche per me, non che non lo sapessi, ma ricordarmelo. E l'essenziale sono i cosiddetti poli liturgici, che al di là di questa espressione un po' strana, sono l'altare, l'ambone, la sede e per sede spedi il battistero. Questo è l'essenziale in una chiesa. La loro collocazione e la loro forma non sono cose arbitrarie, ma rispondono a una chiara esigenza dettata dalla liturgia stessa, non del gusto dell'uno o dell'altro. Si può fare così ma anche colà. No, ci sono delle regole che vengono dalla liturgia stessa. Bene, alcune parrocchie hanno provveduto immediatamente dopo il concilio a rivedere questi poli liturgici, con risultati a volte più, a volte meno felici, forse a motivo, anzi sicuramente a motivo del fatto che la cosa in quel momento era ancora acerba, cruda. Altre parrocchie hanno provveduto in questi ultimi anni
io ho consacrato diversi altari in questi anni qua, certamente con risultati più meditati, più armonici, anche dettati dall'esperienza maturata. Molte altre chiese, dobbiamo dircelo, tra cui anche la cattedrale, sono ancora ferme a sistemazioni provvisorie, sia dell'altare, sia dell'ambone, che della sede, che del battistero. Ecco, credo che questa sia una delle priorità che dobbiamo mantenere o coltivare per le nostre chiese. Non intendo certo porre delle scadenze, però come giustamente viene scritto nelle lettere dopo la visita pastorale, si tratta di un punto da prendere seriamente in considerazione, da proporsi come obiettivo delle nostre parrocchie, la risistemazione, ove non lo sia stata fatta, perché dove è stata fatta, ma in tutte quelle dove non è stata fatta, la risistemazione dei poli liturgici della propria Chiesa secondo i criteri indicati dal Vaticano II e dai documenti successivi, e anche alla luce dell'esperienza maturata in questi anni. Non è una cosa facile, dobbiamo saperlo, perché è più facile farlo quando fai una Chiesa nuova, parti dal nulla, ma quando devi risistemare una Chiesa pensata in altro modo non è facile, però ecco, è un obiettivo, dobbiamo non accantonarlo. Sono passati ormai più di 50 anni dalla fine del Concilio, quindi è anche giusto che lo mettiamo in pratica. Un secondo punto che mi ha molto colpito è stata la questione dell'ordine nell'aula liturgica, la chiamano così, l'aula, l'ambiente liturgico della Chiesa. La Chiesa, si ricorda più di qualche volta nei rilievi fatti dai convisitatori, la Chiesa non è un deposito di cose le più svariate, non è neanche una serra di piante, perché a volte sembra quasi l'abbondanza di... Non è un luogo neanche in cui viene esposto tutto ciò di cui la parrocchia dispone. Non è necessario che la parrocchia, che ha tante cose, le esponga tutte in chiesa. C'è un ordine che deve essere osservato, un buon gusto, quello che di per sé cerchiamo di avere anche nelle nostre case. Non mettiamo mica fuori tutto, se no non viviamo più. Un buon gusto che è caratterizzato anche e proprio da una sobrietà. La dottoressa Cristina ha usato una parola che adesso mi sfugge, la semplice, nobile semplicità. La nobile semplicità, che è tipica per certi aspetti del rito latino. In questo senso più volte è stato rilevato lo squilibrio che può crearsi tra gli aspetti essenziali di quell'aula che è la chiesa parrocchiale, gli aspetti essenziali che sono quelli che ho ricordato prima, altare, sede, ambone, sede, battistero, e tanti oggetti di carattere devozionale che si trovano collocati su e giù per l'ambiente. Questo denota una scarsa considerazione verso ciò che è prioritario e costitutivo del trovarsi in chiesa, attorno alla mensa del Signore, si dice così, no? Mensa della parola, mensa del pane. Francamente, in molte chiese non sempre è così facile capire che ci si ritrova attorno alla mensa del Signore, talmente tanti e dispersivi sono i richiami devozionali presenti che non vanno eliminati, ma probabilmente vanno ripensati nel numero e nel modo, in modo che non distolgano l'attenzione da ciò che è essenziale. E sempre riguardo a questo tema dell'ordine mi permetto di ricordare che anche i libri sacri, in particolare il messale e i lezionari, devono essere tenuti in ordine nel senso di non essere sciupati o poco dignitosi nella loro condizione materiale, ma in ordine anche nel senso di essere curati nella loro custodia e non buttati di qua e di là come se fossero degli oggetti qualsiasi depositati. Ecco, teniamo conto che i lezionari, apro parentesi, possibilmente aggiornati,
sono ormai 10 anni che sono uscite le nuove edizioni, i lezionari vanno conservati in modo degno perché contengono la Sacra Scrittura che contiene la parola di Dio. La recente giornata della parola, voluta da Papa Francesco, ci ricorda questo. Ecco, l'ordine, il buon gusto, la custodia. Ecco, credo che anche questo sia una dimensione da non trascurare. In terzo luogo ricordo molto velocemente una cosa che torna spesso nelle lettere successive alla visita pastorale. Devo dire che alcune cose hanno fatto, come ho detto prima, mi hanno risvegliato anche me l'attenzione. Questa per esempio riguarda i luoghi e le forme della comunicazione, perché qui abbiamo un valore però da svolgere in modo giusto. Qual è il valore? Il valore è questo: la chiesa parrocchiale non è un museo o un'aula per trapassati, ma per persone viventi che hanno bisogno anche di essere informate su che cosa si sta vivendo in questa nostra comunità, su cosa si sta facendo. Ora, questo nobile intento di informare a volte viene tradotto in maniera un po' discutibile. Certe aree della Chiesa, veniva osservato in queste lettere, sono un assemblaggio di cartelloni, di manifesti, di locandine che assomiglia più a un'edicola che non a un luogo sacro. Penso poi alle porte della Chiesa, che non hanno solo un valore di transito, ma hanno un valore simbolico molto grande. Apritemi le porte della giustizia, voglio entrare e rendere grazie al Signore. Le porte hanno un valore simbolico. E ora le porte della Chiesa non possono diventare bacheche, no? E neanche luogo di affissione di cartelloni. Può capitare una volta, ma non possono. Ecco. Ora, l'obiettivo dell'informazione è un nobile scopo che deve essere tenuto presente e raggiunto, ma in modo pensato, non buttato lì. E puntualmente, ecco, nelle lettere viene fuori quello che io stesso ho recepito dai convisitatori. Dicevano: si pensi a un luogo adatto, magari un po' non pervasivo, ecco, che rispetti l'insieme, svolga il suo compito, ma rispettando l'insieme. Il quarto punto riguarda la valorizzazione della grande eredità di bellezza che le nostre chiese hanno ricevuto in dono dalle generazioni passate. Grazie al cielo, quasi tutte le nostre chiese hanno questa bella eredità, questo dono di bellezza consegnatoci dai nostri predecessori. Ecco, devo dire con grande soddisfazione che mi ha particolarmente colpito leggere in varie relazioni note di plauso per questa o quell'altra parrocchia che hanno saputo custodire, recuperare, restaurare, valorizzare opere d'arte consegnate dal passato, magari con qualche sacrificio, ma impegnandosi ingegnosamente per restaurare una tela, per rifare un ambiente. Ecco. Certo, ogni parrocchia fa i passi secondo le proprie gambe, anche e specialmente gambe economiche, però tener conto di questo dono, che costituisce ovviamente anche un impegno, mi pare una cosa assolutamente da non dimenticare, ripeto, con i passi, con le proprie forze, però col tempo si fa, c'è più tempo che spazio, dice, ecco, però questo è il quarto punto. L'ultimo, legato a quanto ho appena detto riguardo agli interventi di restauro, di ampliamenti e di modifiche che una parrocchia è chiamata a fare o decide di fare nella propria chiesa, è questo. Questi interventi sono necessari. Prima o poi bisogna metterci mano, adeguare, restaurare, eccetera. Anche qui indico e sottolineo chiaramente che tutto questo deve essere fatto in dialogo e in sintonia con gli uffici diocesani, a ciò deputati, ufficio di arte sacra, ufficio liturgico, certo anche l'ufficio amministrativo, ma in questi in primo luogo. Ecco, qui dico, non fa piacere leggere in alcune relazioni che quel determinato intervento o quella determinata modifica della Chiesa sono stati fatti senza nessun consenso o senza nessun dialogo con tali uffici, tanto più quando, come spesso o a volte succede, si presentano un po' discutibili.
fra 30 anni, mi dicevo, quando leggeranno le relazioni che riferiranno ciò che facciamo oggi, la gente dirà ma come facevano? Ma dov'era l'ufficio liturgico? Dov'era il vescovo? Sì, però dov'era anche il dialogo, dov'era il rapporto? Ecco, allora in questo senso mi pare giusto, importante ricordare che questi uffici non sono stati inventati per tormentare le parrocchie, ma solo per aiutarle. Chiaro che a volte si vorrebbe che le cose avvenissero immediatamente, da oggi a domani, detto fatto, non è possibile, ci vogliono dei tempi tecnici che sono quelli necessari. Tuttavia posso garantire che l'impegno di questi miei collaboratori, che sono vostri collaboratori, perché sono collaboratori della diocesi, del vescovo e della diocesi, non manca, tutt'altro. Da quello che ho visto posso dire che nella misura in cui si riesce davvero a dialogare e entrare in un rapporto costruttivo, le cose vanno avanti bene e vanno avanti anche speditamente. Le cose normalmente si inceppano quando non sono fatte con chiarezza o con dialogo. Ecco, questo come criterio anche per un sentire. Qualcuno dice ma cosa interessa a me, io sono un catechista, non mi interessa troppe qua, però è bene che siamo una famiglia grande, ma una famiglia, quindi queste cose è giusto che tutti le sappiano. Mi fermo qui, scusate se ho abbondato, ma mi pareva che fosse come dare un antipasto, parlando dell'ambiente, del contesto ambientale, di ciò che dirà fratel Goffredo, e gli toccherà l'aspetto celebrativo, ma l'aspetto celebrativo ha indubbiamente bisogno di un luogo adatto, luogo che favorisce e crea le condizioni per una celebrazione fatta come si deve. Ecco, a me è stato utile questa visita pastorale, questi elementi che vi ho detto, l'insistenza sull'essenziale, i poli liturgici, l'importanza dell'ordine, il modo di fare giustamente e correttamente una comunicazione senza che non sia a scapito dell'ambiente, valorizzare e costruire l'eredità di bellezza dataci, un rapporto di dialogo e di collaborazione con gli uffici deputati a questo fine, mi sembra che siano elementi importanti, ecco, da comunicarci e su cui proseguire come criteri del nostro percorso, del nostro cammino. Grazie e cedo la parola. Ecco. A fratelli Goffredo Boselli, dottore in teologia all'Institut Catholique di Parigi, ha conseguito un master in storia delle religioni e antropologia religiosa sempre a Parigi presso la Sorbona. Dal 2000 presso la comunità di Bose è responsabile per la liturgia e docente di liturgia. Collabora come esperto dal 2003 alla Commissione Episcopale per la liturgia della Conferenza Episcopale Italiana. Ha scritto diversi testi sulla liturgia, uno di questi, il più recente che abbiamo citato prima, ce l'ho qui con me. Gli altri, se non li conoscete o comunque li conoscete e avete piacere di acquistarli, sono disponibili nell'atrio di questo auditorium. Libreria del seminario. Fratel Goffredo ci parlerà in relazione anche a questo ultimo libro, appunto, della liturgia, denunciando in qualche modo una sofferenza, però dandoci anche grandissima speranza e facendoci gustare proprio quello che è stata in certi casi la liturgia, ma può ancora essere, che è proprio il gustare quello che è il senso del vivere insieme la fede in queste nostre case della fede. Lascio la parola allora a fratel Goffredo e lo ringrazio. Un caro saluto. Un caro saluto a tutte e a tutti, vi dico davvero la gioia di essere in mezzo a voi in questo amato Veneto e ringrazio anche il Vescovo Corrado per l'invito che mi ha rivolto e la stima che continuamente mi attesta. Io da diversi anni ormai
faccio conferenze e interventi nelle diocesi italiane sul tema della liturgia, come potete immaginare, ma vi devo confessare che questa sera sono particolarmente contento di offrirvi il mio modesto contributo nel cammino di riflessione e di confronto che come diocesi state facendo sulla celebrazione eucaristica alla luce dell'esortazione apostolica del nostro amato Papa Francesco. Il vostro Vescovo mi ha inviato il materiale con il quale state lavorando e ho apprezzato la qualità e la serietà del vostro lavoro. Ho letto con attenzione e interesse questo materiale e spero di riuscire a entrare in sintonia con il senso ecclesiale, con l'intenzione pastorale, in fondo io credo col sentire di fede che vi sta guidando in questo cammino quest'anno. Riflettere come diocesi sulla celebrazione eucaristica attraverso le chiavi di lettura di Evangelii Gaudium significa comprendere che il futuro del cristianesimo dipenderà molto anche da ciò che noi faremo delle nostre assemblee eucaristiche domenicali. Di questo io sono molto convinto. Il futuro del cristianesimo dipende anche molto dalle nostre celebrazioni eucaristiche domenicali. La celebrazione eucaristica è il centro vitale della Chiesa ed è il centro vitale della vita del cristiano. Per questo l'assemblea liturgica è il volto di una comunità cristiana e a noi quindi spetta decidere che volto vogliamo dare al cristianesimo che ci attende. Il mio intervento non sarà quello semplicemente di ripresentare o commentare il contenuto del vostro materiale di lavoro, quanto piuttosto di cercare di interpretarlo, di capire quali sono le esigenze che anche voi state cercando. A partire da questa prospettiva di fondo porrò alla vostra attenzione e al vostro giudizio la comprensione della liturgia come celebrazione del Vangelo di Gesù Cristo, come appunto è stato detto Vangelo celebrato. E cercherò di farlo indicandovi quelle che sono, a mio parere, lo ripeto, le tre necessità principali che riguardano la celebrazione eucaristica oggi, più esattamente il compito che l'Assemblea Eucaristica Domenicale sarà chiamata ad avere nel cristianesimo che ci attende nei prossimi decenni, perché il cristianesimo dei prossimi decenni noi lo stiamo preparando già oggi. Perché la liturgia sia effettivamente la celebrazione del Vangelo di Gesù Cristo, cercherò di individuare quali sono i bisogni e le attese che non solo i credenti abituali, come quelli santuari, hanno nei confronti dell'Assemblea Eucaristica, ma anche il ruolo dell'Eucaristia domenicale sarà chiamata ad avere nei confronti di quegli uomini e di quelle donne che hanno un cammino spirituale, una ricerca spirituale, una vita interiore, una ricerca di senso e che possono trovare nella comunità eucaristica un luogo spirituale anche per loro, un tempo di preghiera anche per loro, un luogo di spiritualità anche per loro. La prima necessità, vi ho detto, indicherò tre necessità. La prima necessità, far vivere l'Assemblea Eucaristica Domenicale come luogo di incontro con l'umanità di Gesù Cristo. La prima necessità mi trova pienamente in sintonia con il primo dei 6 punti da voi avvertiti come appelli prioritari per un'autentica fedeltà al volto della Chiesa delineato da Papa Francesco in Evangelii Gaudium, e voi l'avete chiamato l'incontro con Gesù. Mi sembra che qui siamo all'essenziale. Se una nostra celebrazione eucaristica non diventa incontro con Gesù Cristo, noi abbiamo fallito l'obiettivo. Sì, la prima necessità è che l'Assemblea Eucaristica Domenicale sia luogo di incontro con Gesù Cristo.
ma in modo del tutto particolare, io sottolineo, con l'umanità di Gesù Cristo. La liturgia è Vangelo celebrato solo quando essa è incontro reale con Gesù Cristo, perché il Vangelo è Gesù Cristo e Gesù Cristo è il Vangelo. Noi credenti dobbiamo sempre ricordarci che prima della liturgia cristiana c'è stata la vita di Cristo. A fondamento della liturgia cristiana c'è la vita di Gesù Cristo, e se questa vita non fosse stata vissuta, la nostra liturgia sarebbe priva del suo centro vitale, del suo cuore, della sua anima. Togliete alla liturgia la vita di Gesù Cristo e cosa rimane? Solo dei riti senza senso. La nuda e semplice liturgia della prima generazione di cristiani, pensate ai primi discepoli, i primi cristiani che si incontravano dopo la Pasqua, non ha avuto altra fonte che non fosse la vita di Gesù di Nazareth. Solo dopo la Pasqua, quando Gesù non era più fisicamente tra loro, i suoi discepoli hanno cominciato a celebrare Lui, Gesù, confessandolo come il loro Signore vivente, celebrando la sua vita, ricordando le parole che aveva detto, i gesti che aveva fatto, non un'idea astratta di Dio, ma la vita vissuta da loro con Gesù, facendo memoria delle sue parole, dei suoi gesti, alla luce dei testi delle scritture di Israele, spezzando il pane come lui aveva detto di spezzare il pane, bere al calice come lui aveva bevuto il calice insieme a loro. Così, celebrando l'umanità di Cristo, la liturgia dei cristiani ne ha assunto i tratti, le caratteristiche, gli elementi distintivi, appunto la sua grammatica umana. Le sue parole sono diventate il nostro Vangelo, i suoi gesti sono diventati i nostri sacramenti. Ma i gesti di Gesù non sono stati gesti rituali o sacrali e tantomeno sacerdotali, perché Gesù non era un sacerdote, ma i gesti che un rabbi di Israele come lui compiva nel corso della sua vita insieme alla comunità dei suoi discepoli. Al tempo stesso le parole di Gesù non erano espressioni rituali e non erano formule dottrinali. Gesù non parlava per formule dottrinali, per dogmi, ma erano insegnamenti di un maestro ai suoi discepoli e soprattutto parole rivolte a persone concrete, in situazioni concrete. Non è possibile una grammatica della liturgia se non alla luce della grammatica della vita umana vissuta da Gesù di Nazareth. Le nostre liturgie sono chiamate quindi ad essere esperienza di incontro con l'umanità salvifica di Cristo, così come le persone che si sono accostate a Lui si sono accostate alla sua umanità. In questo modo riconosciamo che Gesù è vivo perché la sua umanità ci raggiunge, la sua parola è eloquente ancora per me oggi, i suoi gesti mi toccano ancora oggi, la sua compassione mi raggiunge, la sua misericordia è per me un balsamo. Solo l'umanità di Gesù Cristo che i Vangeli ci narrano può rendere più umana la nostra liturgia e dunque meno formale, meno ritualistica, meno ripetitiva, a volte perfino monotona e superficiale. La liturgia che celebriamo è all'altezza dell'umanità di Gesù Cristo? Incamminare le nostre comunità cristiane, le nostre parrocchie, verso la ricerca di una sempre maggiore umanità della loro liturgia significa far sì che i credenti assidui, come quelli occasionali, attraverso l'umanità della parola e del gesto liturgico, l'umanità dell'ambiente, il Vescovo lo ha ricordato, ordinato, un ambiente liturgico accogliente, ossia anche l'umanità dello stile della liturgia, entrino in contatto e facciano esperienza dell'umanità di Dio rivelata nell'umanità di Gesù Cristo. Dobbiamo essere abitati dalla certezza che quell'umanità di Gesù, diventata narrazione evangelica, può anche diventare ritualità liturgica.
I sacramenti della Chiesa sono infatti rivelazione dell'umanità di Dio e narrazione dell'umanità di Gesù Cristo. La vita liturgica della comunità sarà davvero via di umanizzazione nella misura in cui la liturgia sarà celebrata e vissuta come ricettacolo della vita Gesù, dell'Humanitas Christi. Gesù Cristo ha rivelato Dio attraverso la sua umanissima vita. Comunicava con un linguaggio comprensibile a tutti. Perché il Concilio Vaticano II ha voluto che la liturgia fosse in italiano? Perché Gesù si rendeva comprensibile alle persone che incontrava. Quindi Gesù comunicava con un linguaggio comprensibile a tutti, dai dotti farisei alla gente più semplice e incolta, con parole chiare che non avevano bisogno di tante spiegazioni, così come i riti liturgici non devono aver bisogno di tante spiegazioni, devono essere eloquenti da solo. Perché? Perché i gesti di Gesù erano eloquenti da loro stessi e per questo erano riconosciute le parole e i gesti di Gesù come autorevoli. Nei Vangeli si dice che la gente rimaneva incantata dalla parola di autorità di Gesù e dicevano: nessun uomo ha parlato come questi. Faceva gesti molto semplici e quotidiani e li rendeva eloquenti, capaci di dire la sua compassione, la sua prossimità all'uomo in tutte le sue condizioni. Gesti capaci, quelli di Gesù, di rispondere alle attese e alle domande della gente che andava a Lui e al tempo stesso capaci di esprimere il suo desiderio profondo nei loro confronti. Quelli di Gesù erano gesti umanissimi attraverso i quali ha rivelato l'amore di Dio e la venuta del regno di Dio. Allora, cos'è altro la liturgia cristiana se non la parola e il gesto di Cristo nella parola e nel gesto del suo corpo che è la Chiesa? Riusciamo a vedere dietro ai riti della liturgia i gesti e le parole di Gesù? Io penso che oggi sia questa la questione di fondo. Il Cardinal Martini, in uno dei suoi rari interventi sulla liturgia, che io amo molto riprendere, ha affermato il Cardinal Martini: se nei Vangeli si parla poco o nulla di liturgia, ciò avviene perché essi sono di fatto una liturgia vissuta con Gesù in mezzo ai suoi. È questa la liturgia dei Vangeli, essere attorno a Gesù nella sua vita e nella sua morte. E continua il Cardinal Martini: la liturgia è stare oggi intorno alla persona del Signore, ascoltarlo, parlargli, pregarlo, lasciarlo pregare per noi. Tutto ciò che i Vangeli riferiscono di Gesù tra la gente è un'anticipazione della liturgia e a sua volta la liturgia è una continuazione dei Vangeli. Ecco, io penso che il Cardinal Martini abbia colto l'essenziale. La liturgia è una continuazione dei Vangeli. Parlare di liturgia umana significa questo: la liturgia come continuazione dei Vangeli, oggi come Vangelo in atto, come Vangelo che avviene oggi nella mia vita, nella comunità nella quale io vivo. La liturgia della Chiesa, sempre più simile all'umanissima liturgia dei Vangeli, in una sempre maggiore trasparenza cristologica. Una liturgia capace di essere sacramento dell'umanità di Cristo, capace di accogliere e trasfigurare tutta l'umanità di chi la celebra, cioè la nostra umanità. Così l'umanità della liturgia sarà nell'oggi della Chiesa l'espressione più eloquente del mistero dell'incarnazione del Verbo di Dio. La liturgia è umana quando è fedele all'umanità di Gesù Cristo. Solo così sarà fedele all'uomo e alla donna di oggi. E quanto più sarà evangelicamente umana, tanto più sarà autenticamente cristiana e autenticamente divina. Papa Francesco sta cercando di riportare la Chiesa al suo centro, che è il Vangelo, e portarla ad annunciare
all'umanità la gioia del Vangelo. Per questo noi tutti credenti, noi pastori, noi che abbiamo responsabilità pastorale ordinaria nelle nostre comunità, dobbiamo essere abitati dalla convinzione del ruolo decisivo e non accessorio della liturgia nell'evangelizzazione. Questo nasce dalla consapevolezza che non ci può essere Vangelo annunciato e creduto senza che ci sia sempre al contempo il Vangelo celebrato dalla comunità cristiana. La liturgia è Vangelo celebrato nell'oggi della Chiesa e da qui deve nascere un preciso modo di concepire la liturgia e anche di realizzarla concretamente. La liturgia è nient'altro che Vangelo in atto, lo ripeto, e questo significa che ciò che avviene all'interno della liturgia deve essere interamente giustificato nei Vangeli. Tutto ciò che si fa nella liturgia noi dovremmo dirlo, ma c'è nel Vangelo, ma è coerente ai Vangeli che ci sono consegnati. Nel cristianesimo ciò che non è evangelico non può essere neppure liturgico. Per questo la liturgia è Vangelo per i nostri sensi. Si è parlato prima di spazio liturgico, di bellezza, del luogo. Quello deve essere Vangelo per i nostri sensi. Parole, gesti, posture, comportamenti, atteggiamenti interiori ed esteriori, abiti, espressioni artistiche, canti, musiche, devono avere un fondamento evangelico, uno spessore, una qualità evangelica. Gesù Cristo si troverebbe a suo agio nelle nostre liturgie, troverebbe casa sua nelle nostre chiese, il che significa che devono essere attraversati e segnati da un principio evangelico. La liturgia, per dirsi cristiana, infatti, deve essere conforme al Vangelo, deve avere la forma del Vangelo, anzi si direbbe perfino le forme del Vangelo di Gesù Cristo. Prima si parlava di nobile semplicità. La vita di Gesù, il suo modo di relazionarsi, di parlare, il suo vestito stesso era abitato da una nobile semplicità. Perché il Vangelo non è solo parola, messaggio, contenuto, ma c'è anche una forma del Vangelo, c'è una forma ai Vangeli proprio. La bellezza della liturgia è anzitutto il suo essere evangelica. Da questo dipende tutto il resto, tutto discende. Dunque questa è la prima necessità, una liturgia che fa vivere l'umanità di Gesù Cristo, fa incontrare l'umanità di Gesù Cristo e in questa umanità c'è tutta la sua divinità. Seconda necessità, l'Assemblea Eucaristica Domenicale come uno spazio di santità ospitale, luogo di ospitalità della comunità cristiana. Ecco, quella che è a mio parere la seconda necessità, quella di vivere e far vivere la liturgia come spazio di santità ospitale. In breve, il bisogno oggi che le nostre liturgie siano più ospitali, siano un luogo inclusivo e non luogo che esclude. Un luogo di riconoscimento reciproco, di comunione, di misericordia, uno spazio aperto, capace di accogliere i tanti cammini spirituali, poi alla fine torneremo su questo, di riconoscere il valore dei diversi itinerari personali. Oggi non possiamo pretendere che tutti abbiamo l'unico modo di vivere la fede. Ci sono modi diversi e saranno sempre più diversi e l'Assemblea liturgica domenicale deve riuscire ad accoglierli tutti. Diversi itinerari personali di ricerca che l'uomo e la donna di oggi vivono, di accoglienza delle situazioni esistenziali,
oggi così diverse, complesse, spesso difficili da vivere. E Papa Francesco sta chiedendo alla Chiesa Cattolica di essere capaci di accogliere anche situazioni esistenziali diverse all'interno della comunità eucaristica. I Vangeli, ancora loro, perché avete capito, tutto ciò che riguarda la liturgia io lo rapporto sempre ai Vangeli. I Vangeli ci raccontano che l'ospitalità è un'attitudine dell'essere di Gesù di Nazaret, una sua postura, il suo modo di stare al mondo e di entrare in relazione con gli altri. La sua è una santità ospitale che si sottrae per creare attorno a sé uno spazio di libertà, di riconoscimento, comunicando con la sua semplice presenza una prossimità benevola nei confronti di coloro che incontravano Gesù. Chi incontrava Gesù sentiva in lui una prossimità benevola, un'accoglienza, un'apertura. È dunque sempre più urgente che le nostre liturgie siano capaci di ricreare quel tipo di relazione che Gesù di Nazaret sapeva creare con le persone che incontrava. L'intera esistenza di Gesù è stata una liturgia ospitale, permettetemi questa espressione. Tutta la vita di Gesù è stata una grande liturgia ospitale. E anche le nostre liturgie sono chiamate a esserlo oggi più che mai. Per questo, negli anni che ci stanno davanti, la santità della liturgia sarà chiamata a declinarsi come santità ospitale, non una santità di distanza, ma di prossimità, non di divisione, ma di vicinanza. Una liturgia ospitale non è una moda o uno stratagemma pastorale, ma, lo ripeto, è la postura stessa di Cristo che anche risorto si fa cammino. Pensate al racconto dei discepoli di Emmaus, si mette in cammino con loro, è una presenza, è una prossimità benevola, ascolto, parola, pane spezzato. Per questo, se le nostre liturgie, e in particolar modo le Eucaristie domenicali, vorranno essere luoghi di misericordia, e Papa Francesco ci ha fatto vivere un anno di misericordia per ricordarci che il cuore del Vangelo è la misericordia di Dio, appunto se le nostre liturgie vorranno essere luoghi di misericordia, non potranno ignorare le profonde trasformazioni sociali, culturali, antropologiche in corso, i cui esiti sono difficilmente prevedibili. La liturgia, così come la nostra pastorale sacramentale, non può non lasciarsi interrogare da quel fenomeno che sempre più osservatori definiscono disturbo nella definizione dell'umano. L'umano non è il destinatario passivo delle nostre liturgie, ma è la materia stessa di cui sono fatte le nostre liturgie. Ignorare queste trasformazioni significherebbe non sapere più di quale umanità sono fatte le nostre assemblee liturgiche, che a volte rischiano di essere anonime perché non sappiamo di che umanità sono fatte. L'umano, appunto, non è il destinatario passivo. Questa è una liturgia in uscita, per quella Chiesa in uscita di cui spesso parla Papa Francesco. Dobbiamo sempre più convincerci che la Chiesa che celebra la liturgia è la stessa che va verso le periferie esistenziali, per la semplice ragione che oggi, per un numero sempre più grande di persone, la liturgia è soglia al mistero di Dio. Negheremmo l'evidenza dei fatti se non ammettessimo che la pastorale dei sacramenti è oggi chiaramente una pastorale missionaria. La domanda del battesimo per i figli e le tappe della loro iniziazione, la richiesta del matrimonio cristiano, l'esperienza del male, della colpa, del peccato, le dolorose prove della malattia e della morte, anche queste sono
sono periferie esistenziali verso le quali la Chiesa è impegnata ad uscire. Uscire, leggiamo in Evangelii Gaudium, significa non stare in attesa, ma prendere l'iniziativa, coinvolgersi, accompagnando l'umanità. Chi ha esperienza dell'umano sa bene che nell'ordinaria pastorale dei sacramenti la Chiesa è condotta agli incroci delle strade, là dove si incontra l'umanità reale. Sì, la pastorale dei sacramenti è l'odierna Galilea delle genti, io credo. Per questo le nostre liturgie non potranno non confrontarsi con la progressiva mutazione e frammentazione dei modi di credere che l'avanzare della secolarizzazione produce, specie tra i giovani e tra loro tra le giovani donne. Le giovani donne sono coloro che oggi fanno più fatica a vivere nelle nostre comunità cristiane. Dobbiamo constatare che le nostre liturgie sono impostate su un modo di credere che con il tempo sarà sempre più diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto fino ad oggi. Oggi si crede in modo diverso rispetto a ieri. E se non riusciamo a comprendere questo, noi continueremo a celebrare liturgia senza capire la fede di chi vi partecipa. Nel preciso contesto antropologico, culturale e sociale nel quale viviamo, noi tutti dobbiamo arrivare a comprendere che le nostre comunità eucaristiche domenicali e più in generale la celebrazione dei sacramenti sono oggi chiamate ad ospitare un modo di vivere la fede, anche tra i credenti più assidui, che non è più come un tempo la somma di certezze incrollabili, ma è l'espressione di un desiderio di qualcosa o di qualcuno in cui poter sperare. Così che credere significa oggi aggrapparsi a una speranza. Oggi credere significa aggrapparsi a una speranza. Oggi la fede è infatti per lo più sperimentata come l'apertura a una speranza, così che lo sperare di credere è già un credere alla maniera nascente. Lo ripeto, sperare di credere è già un credere alla maniera nascente. La liturgia è realtà evangelizzante quando è in grado di interpretare la situazione di quelle persone che credono solo perché sperano di credere. La liturgia è realtà evangelizzante quando è capace di raggiungere il credente nella sua fatica di camminare nella fede. Occorre appunto per questo essere consapevoli che il più delle volte la presenza all'Eucarestia domenicale rappresenta quel sottile filo che tiene il credente e la comunità cristiana ancora uniti e comunicanti, talvolta in modo precario. Sì, la partecipazione all'Eucarestia domenicale è spesso quel sottile filo che tiene unito i credenti all'esperienza di fede. Per questo oggi è necessaria una liturgia che non si limiti a celebrare verità e proclamare certezze, ma sappia anche prendere in conto chi vive l'inquietudine del credere, fino a conoscere anche il dubbio, l'oscurità. Una liturgia che va loro incontro fino a portare la fatica di chi fatica a credere. Questa è l'umanità della liturgia che rende umani coloro che lo celebrano. Per questo occorre fare attenzione a liturgie troppo festanti, al limite del superficiale, eccessive nei toni e negli accenti, quasi che si debba sempre ad ogni costo a far festa. Ma chi l'ha detto che c'è sempre da far festa? Domandiamoci, siamo altrettanto capaci di offrire ai credenti liturgie capaci di suscitare la speranza, di nutrire la speranza, liturgie capaci di dare ragioni per sperare a cuori stanchi e affaticati, capaci di risollevare quanti, come ai discepoli di Emmaus, si fermano col volto triste.
Lo sappiamo, la fatica a credere, ad aver fiducia negli altri, nella vita, nel futuro, è uno dei tratti che caratterizzano l'uomo e la donna occidentali dei nostri giorni. E questo non può non segnare anche la fede del credente contemporaneo. È oltremodo necessario domandarci se le nostre assemblee eucaristiche domenicali non suppongono come destinatari unicamente uomini e donne dalla fede salda, per i quali tutto è evidente, certo, definitivo. Oggi la liturgia deve saper essere realtà evangelizzante per una generazione di credenti con poca capacità di fede. Dico poca capacità di fede, che non è l'apistia. Nel Nuovo Testamento si parla di apistia, che è la mancanza di fede, e neppure l'ologopistia, cioè la poca fede di cui Gesù rimprovera i suoi discepoli, gente di poca fede. Questa è l'ologopistia. Ma per me oggi c'è la asteneia tespisteos, cioè la debolezza del credere. L'espressione di Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 4 e capitolo 14, asteneia tespisteos, la debolezza del credere. Sono una liturgia che sa accogliere la fragilità della fede, sarà una liturgia evangelizzante, perché saprà, come Gesù, ascoltare e interpretare l'appello che il padre del ragazzo epilettico gli rivolse in Marco 9:24. Credo, aiutami nella mia incredulità. Penso che questo sia l'invocazione del credente contemporaneo. Credo, aiutami nella mia incredulità. Ma torneremo poi nell'ultimo punto su questo. Di fronte a tutto questo, le nostre liturgie, in particolare le nostre Eucaristie domenicali, per essere cammini di misericordia e di speranza, saranno chiamati a diventare sempre più, lo dicevo, spazi di ospitalità. E l'ospitalità è accoglienza, ristoro, riposo, sosta, riconoscimento. La liturgia deve essere tutto questo: accoglienza, ristoro, riposo, sosta, riconoscimento. Liturgie dove le persone possono trovare conforto, consolazione, sollievo. La liturgia che ci attende sarà la figura del Cristo che proclama: venite a me voi tutti affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Misericordia non solo per i peccati intesi come singoli atti, ma misericordia nei confronti delle condizioni di vita, delle situazioni esistenziali segnate spesso da fragilità, debolezza, fatica. Misericordia di fronte a risposte sbagliate date a domande giuste, di fronte a evidenti fallimenti, esito però di un autentico desiderio di felicità, perché nella vita si fallisce, si può fallire. Le nostre comunità cristiane, le nostre liturgie sono capaci di accogliere le persone che hanno fallito nella vita. Dunque una liturgia che sia credibile agli occhi di cristiani e cristiane sempre più secolarizzati, cioè sempre più disincantati, che cercano di essere credenti e non creduli e tantomeno creduloni, non semplici praticanti di una religione, ma discepoli del Vangelo di Gesù Cristo. Una liturgia credibile è quella guidata e animata da persone credibili, la cui autorevolezza nella cultura contemporanea non è più data dalla funzione o dall'ufficio, ma dalla coerenza tra ciò che dicono e ciò che sono, tra ciò che dicono e ciò che fanno. Sarà lo spazio di misericordia, una liturgia dove le parole sono portatrici di senso e non formule recitate, e dove i segni sono testimoni di una rivelazione in atto. Tutti i segni liturgici, infatti, siano essi riti, gesti, ma anche abiti, canti, musiche, opere d'arte, tutti i segni liturgici sono i segni di una verità consegnata ai credenti.
Terza necessità e ultima. Su questo vi chiedo un ultimo sforzo di concentrazione. L'Assemblea Eucaristica Domenicale come luogo di missione. Nel formulare questa terza necessità sono stato molto spronato da quanto letto nelle vostre linee di riflessione, nelle quali emerge con insistenza la volontà di una celebrazione rinnovata missionariamente. L'Eucaristia domenicale della comunità cristiana è il grembo e al tempo stesso il cuore della missione della Chiesa. La missione non è anzitutto un fare, attenzione a pensare che la missione sia un andare e fare della Chiesa, ma è un modo di essere della Chiesa, di vivere nell'oggi, in mezzo agli uomini e alle donne di oggi. Si è missionari nel nostro modo di essere nel mondo di oggi. La Chiesa è missionaria anche quando celebra il suo Signore, lo loda e lo benedice. La Chiesa è missione anche quando è riunita per l'ascolto della parola di Dio, quando è riunita in preghiera. Per giungere al rinnovamento missionario delle nostre celebrazioni liturgiche, è per noi oggi necessario fermarsi a riflettere sul rapporto tra liturgia e ricerca spirituale contemporanea. A mettere a fuoco le trasformazioni del credere oggi, che non possono non condizionare anche il nostro modo di celebrare. L'ho già detto prima e qui lo approfondirò. Noi dobbiamo celebrare una liturgia adatta al modo di vivere oggi il credere, al modo di oggi di vivere la vita interiore, al modo di oggi in cui l'uomo e la donna hanno una ricerca spirituale, una liturgia in sintonia con la ricerca spirituale dell'uomo contemporaneo. È ormai un'evidenza rilevare, infatti, che il credere in Dio non è scomparso come normalmente si crede, ma sono mutate le forme del credere, conseguenza del fatto che il rapporto con la religione non è venuto meno, ma ha cambiato forma. Su questo noi cattolici dobbiamo essere particolarmente attenti. Non è vero che oggi non si crede più, si crede in modo diverso, ma noi facciamo fatica a capirlo. Questo è uno dei principali punti fermi che, al di là delle posizioni e degli accenti diversi, i sociologi della religione da tempo ormai ci consegnano in modo sostanzialmente convergente, e mi limito solo al nostro paese, all'Italia. In altre parole, l'evidenza è che la secolarizzazione ormai da anni ha segnato anche in Italia la fine del cattolicesimo per inerzia. Anche nel vostro amato Veneto non c'è più un cattolicesimo per inerzia che va da sé. La terra di mezzo del credere è l'immagine particolarmente efficace formulata da un sociologo, Alessandro Castegnaro, per descrivere il mutamento in corso delle forme del credere. C'è uno spazio vasto, probabilmente maggioritario, secondo Castegnaro, in cui prendono vita stadi e forme del credere quanto mai diseguali e frastagliate tra loro. La maggior parte delle persone sembra abitare questo territorio intermedio, segnato da una parte da chi si riconosce convintamente credente e dall'altra parte da chi si dichiara non credente. C'è questa terra di mezzo del credere, e l'esistenza di questa terra di mezzo del credere invita a riconsiderare a fondo le categorie tradizionali e fondamentali di credente e non credente, immediatamente riconducibili a praticante e ateo. Oggi i sociologi ci dicono diminuiscono queste parti di credente e non credente e aumenta la terra di mezzo di chi vive la fede in un determinato modo.
Credere, lo abbiamo visto, non è più associato e direttamente associabile all'idea di certezza, come è stato fino ad ora. Credere oggi significa piuttosto credere di credere, cioè non avere certezze o averne poche. Significa non essere sicuri di poter credere, ma neppure di non poter credere. È una situazione di stallo più che di incredulità. Oggi non è vero che c'è tanta incredulità, c'è un modo un po' particolare di credere. Credere è sempre stato associato a un'idea di pienezza oppure di vuoto, di sì oppure di no. Questo modo consueto di intendere la fede non corrisponde più all'esperienza spirituale di un numero oggi tendenzialmente crescente di persone, anche in Italia. I giovani soprattutto, ma non solo, anche gli adulti nati negli anni 70. Dunque, quello maggioritario non è il territorio dell'indifferenza o del disinteresse nei confronti del credere, come normalmente si pensa, oppure della poca fede, quanto piuttosto di chi vorrebbe credere, di chi si trova all'interno di una dinamica, di chi vive un processo e per questo ha bisogno di tempo, di altri modi, di altri tempi. Chi permane in questo territorio mediano non è disponibile a dire con certezza io non credo, perché percepisce un movimento oscillatorio interiore e sperimenta il paradosso di credere e non credere contemporaneamente. Per noi è un paradosso. Quello che oggi può scioccare è il dover prendere atto che il cristianesimo che ci attende dovrà essere in grado di accettare persone giunte all'età adulta che, sebbene battezzate, non avranno definito appieno la loro identità religiosa. La terra di mezzo del credere è la terra di chi non sente nessuna pregiudiziale avversa al credere, ma al contrario percepisce una sincera attrazione alla dimensione spirituale della vita e tuttavia non la identifica pienamente nelle espressioni tradizionali della religione, vale a dire le sue istituzioni, le dottrine, i precetti, i riti. Eppure c'è una domanda diffusa di spiritualità. Oggi non si parla più neppure di fede o di religione, ma si parla di spiritualità. Di fronte a questo vero e proprio passaggio epocale, e poi capirete perché ho fatto questa premessa sul modo di vivere la ricerca spirituale oggi e la liturgia, la domanda da porsi non è tanto cosa rappresenti la liturgia per i numerosi abitanti di questa terra di mezzo del credere, quanto piuttosto, e secondo me le nostre comunità devono fare uno sforzo su questo, quanto piuttosto come la liturgia può rispondere alla sfida che oggi si pone alla Chiesa e al cristianesimo contemporaneo occidentale. Quali potranno e dovranno essere i criteri e le modalità attraverso le quali la liturgia può rispondere alle sfaccettate forme del credere oggi e negli anni futuri, alla loro condizione spirituale, alle loro attese interiori, alle loro domande di senso, ai bisogni umani e spirituali. Come la nostra liturgia può andare incontro a questa situazione? La nostra liturgia ha ancora qualcosa da dire a questa situazione oggi del credere, a questa grande terra di mezzo? Per tentare, non senza insicurezza e fatica, una risposta a queste domande, questa sera mi limiterò a un semplice abbozzo di 4 possibili metafore con le quali provo ad esprimere ciò che a mio avviso la liturgia sarà chiamata ad essere negli anni che ci stanno davanti. La prima metafora, la liturgia a prodo. In questo tempo nel quale, come molti hanno già rilevato,
la ricerca diventa la forma fondamentale della vita spirituale, credere significa cercare, tra coloro che abitano appunto la terra di mezzo del credere vi è il credente viandante, cercatore, nomade. Ecco la prima metafora dunque, la liturgia a prodo per il credente viandante, per il credente ricercatore, per il credente nomade. È il credente, questo il credente viandante, è il credente disincantato, per il quale i sistemi di credenza espressi nelle forme tradizionali non sono convincenti e pienamente credibili. Il credente viandante vive una tensione interiore. Da un lato sente di dover sperimentare nuovi percorsi, personalizzando valori e pratiche, in qualche modo rifondandole sulla base delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze fatte. Il suo mondo spirituale di questo credente viandante è il suo unico tempio, la sua esperienza interiore è la sua unica liturgia. Tuttavia, nel tempo stesso, il credente viandante si trova abitato dal desiderio di trovare riposo in una credenza finalmente certa e stabile o in un'esperienza religiosa alla quale aderire in modo definitivo. La liturgia a prodo è quella che si comprende e si offre come un porto al quale il credente viandante può talvolta attraccare nei suoi percorsi di esplorazione, con i ritmi e i tempi che lui solo stabilisce. Necessità interiori, passaggi importanti della vita, momenti significativi dell'esistenza, feste religiose maggiori. L'attracco episodico e sporadico non è immediatamente riconducibile al cattolicesimo di socializzazione o di trazione, ma risponde a una sorta di nostalgia dell'origine da cui il cammino del credente viandante è iniziato. È nostalgia della casa dalla quale si è usciti ma senza averla mai del tutto abbandonata. Sì, ci sono credenti viandanti che sono usciti dalla Chiesa ma non hanno mai realmente abbandonata la Chiesa e ogni tanto tornano alle nostre liturgie, in momenti particolari della vita, in passaggi decisivi, in certe feste. La liturgia a prodo risponde al bisogno e al desiderio di una ritualità conosciuta, fatta di luoghi. Prima abbiamo parlato delle nostre chiese. Chi non è affezionato alla propria chiesa nella quale è cresciuto? Quindi questo desiderio di ritualità conosciuta, fatta di luoghi, simboli, gesti, canti, formule, preghiere interiorizzate e condivise con gli altri. Una liturgia conosciuta alla quale poter tornare come appunto a un approdo sicuro, del quale si è certi dell'esistenza, sul quale si sa di poter contare e che può assolvere alla funzione di rifugio e riparo dalla fatica, del cercare e di temporanea sosta nel tanto pellegrinare, pronti poi, mollati gli ormeggi, a riprendere la traversata. Il credente nomade non chiede nulla di particolare alle nostre liturgie, se non di esserci. Non chiede nulla alla comunità, se non di trovarla riunita in assemblea alcune volte, di accoglierlo, di ospitarlo, di riconoscerlo. Per questo è necessario che la liturgia della Chiesa, con il suo stile e i suoi messaggi verbali e non verbali, non crei barriere e ostacoli. Nel suo modo di essere celebrata, non respinga, non allontani nessuno. Per questo è decisivo l'ambiente, il clima che è immediatamente percepito, prima e al di là di ogni parola. Una liturgia diventa prodo se rinuncia ad essere solo una liturgia per eletti, per puri, per i migliori o anche solo per gli abitué,
ma è capace di ospitare ogni forma di credere di Dio, è capace di empatia con il cercatore di Dio. Questa è una liturgia missionaria, un celebrare da missionari. Essere missionari non vuol dire solo uscire e andare, vuol dire anche saper accogliere chi viene. La liturgia a Prodo è simile all'esperienza vissuta da quelle tante figure evangeliche che vengono a Gesù in modo quasi sempre anonimo e spesso furtivo, per chiedere a Gesù anche solo un segno, una parola, un gesto di guarigione, alle quali Gesù dichiara: coraggio figlia, la tua fede ti ha salvata, e poi non si sa più nulla di questa donna. Le nostre liturgie devono essere come Gesù, vengono persone, gli domandano una parola, una guarigione, un gesto, lui gli dice: donna, la tua fede ti ha salvata, e poi di questa donna non ne sentiamo più parlare. Persone di cui non si conosce neppure il nome, che sono venute a Gesù, hanno trovato in lui quello che cercavano e poi se ne sono andate, e di loro nei racconti evangelici non c'è più traccia. A questi Gesù non ha chiesto nulla, ma in loro ha semplicemente trovato e riconosciuto la fede. Non ha verificato la frequenza, non ha detto torna, ti aspetto domenica prossima, attualmente la tua fede se no non ti ha salvato. Non ha verificato la frequenza e misurato l'appartenenza, ma ha saputo interpretare il loro bisogno, rispondere al loro desiderio, che è sempre desiderio di vita, di salute e di riconoscimento. Questa è la liturgia a Prodo per il credente viandante. Seconda metafora, la liturgia pozzo. La liturgia pozzo si rende disponibile a quelle persone che, a differenza dei viandanti, dei nomadi, dei cercatori, quelle persone invece che vivono la difficile condizione di abitare sul crinale tra la sincera ricerca spirituale e l'avvertire ancora in sé resistenze nel credere interamente. Sono persone nelle quali è in atto un sorgivo e autentico cammino di conversione, compiuto nelle forme e nei modi che solo loro conoscono e solo Dio conosce e noi non possiamo giudicare. La liturgia come un pozzo ha qui la funzione di essere luogo al quale potersi recare per ascoltare l'annuncio della fede e, quando avviene, attingere ragioni per credere. Il pozzo attrae, mobilita a sé per quello che offre di vitale e che non si trova altrove, l'acqua. Restano insuperate le prime parole con le quali un grande liturgista, Jean Corbon, inizia il suo capolavoro dal titolo Liturgia alla sorgente. Scrive Jean Corbon: l'uomo ha sete e cerca la sua acqua là dove pensa di trovarla. Nel corso del suo vagare senza meta né possibilità di evasione, scava un pozzo ogni volta che pianta la sua tenda. È meraviglioso che la storia della salvezza cominci sempre lì, dai pozzi. La liturgia a pozzo, dunque, a mio parere, è vissuta come riserva di senso, luogo dell'incontro con la parola di Dio, con la predicazione del Vangelo, con coloro che si confessano credenti. La comunità che celebra è una comunità pozzo. La frequenza e la durata di queste soste sono scelte dalla persona sulla base del loro proprio bisogno interiore. La liturgia a pozzo può essere identificata nelle liturgie ordinarie delle comunità parrocchiali, ma molto di più in quella dei monasteri, delle comunità religiose, dove la liturgia è all'interno di un contesto di vita comune, di spiritualità, e la persona che vi si reca si unisce a una comunità che celebra, che prega e che accoglie chi lo domanda. La liturgia a pozzo è riflesso di un cristianesimo capace di attrazione, e questa è una formula che usa spesso Papa Francesco, ma in realtà è di Benedetto XVI, un cristianesimo di attrazione, capace di vincere le resistenze e le riserve maggiori.
La liturgia pozzo è quella che ispira a credere, è esperienza del già e non ancora della fede, più esattamente di una fede in itinere, in movimento, che avanza perché è guidata da nient'altro che da un desiderio. Si rende sempre più necessaria una liturgia che sia eloquente per gli uomini e le donne di oggi, più credibile per essere all'altezza della sfida che oggi si pone. Per questo, nei decenni che ci stanno davanti, se la liturgia vorrà sopravvivere a se stessa, dovrà cercare e trovare un linguaggio diverso. Le parole della liturgia devono poter diventare parole di salvezza, parole che umanizzano e che qui e ora fanno bene alla vita. Le parole della liturgia devono far bene alla nostra vita. Sia parole di salvezza, ma a condizione che sia una salvezza incarnata e non astratta, che ha a che fare con l'esistenza concreta delle persone. Attenzione per questo a una liturgia che non solo non aiuta a credere e a vivere, ma che per il suo stile e la sua grammatica a volte rappresenta un ostacolo a credere, perché è percepita come vecchia, stanca, abitudinaria, muta, paludata. Come alla fede, così alla liturgia oggi si chiede una cosa sola: che aiuti a dare senso alla vita, che sostenga le prove e le fatiche del vivere, che aiuti a stare bene con se stessi, con gli altri e con Dio. Una celebrazione rinnovata missionariamente è una celebrazione che aiuta a vivere e a dare senso alla vita. Questa è una liturgia rinnovata missionariamente. La liturgia pozzo è quella che, come Gesù alla Samaritana al pozzo di Sicar, dona acqua che genera fede. Ricordiamo che nel quarto Vangelo il pozzo è il luogo dove Gesù compie la più alta rivelazione del nuovo culto in spirito e verità, da Lui iniziato perché da Lui vissuto. Terza metafora, la liturgia soglia. La liturgia soglia rappresenta il sottile confine tra i territori. Dalla terra di mezzo del credere consente di accedere gradualmente all'esperienza di Dio, aprendo all'adesione convinta alla fede e all'appartenenza comunitaria. Questo è il momento più delicato e complesso nel quale la liturgia adempie il suo compito di levatrice, rivela la sua capacità maieutica. La liturgia fa nascere, fa venire alla vita. È la fase nella quale la ritualità liturgica, grazie soltanto alla parola di Dio che annuncia con gesti e parole, diventa generativa, a patto che essa sappia sollecitare l'interesse di chi vi prende parte, la cui domanda di esperienza è tanto sincera quanto esigente. La liturgia come soglia riconosce che questo passaggio ha bisogno di tempo, la soglia ha bisogno di tempo per essere passata, non avviene dall'oggi al domani. A volte le nostre liturgie sono delle soglie verso il mistero di Dio. E soprattutto che vi sono persone, e dobbiamo prendere atto di questo, per le quali lo stare sulla soglia può essere la condizione permanente della propria esperienza del credere, essere cristiani della soglia. Credere sulla soglia è una condizione per lo più non si sceglie, ma si riconosce e si accetta come propria. Questo comporterà da parte della Chiesa, delle nostre parrocchie, una più grande capacità di penetrazione del mistero del corpo di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo, che anche nel futuro sarà sempre spirito di comunione. Per questo la liturgia come soglia è quella liturgia che sa tenere insieme al tempo stesso, articolare l'unica appartenenza spirituale a Gesù Cristo in forme molteplici di appartenenza alla comunità dei credenti. Lo ripeto, l'unica appartenenza
spirituale a Gesù Cristo in forme molteplici di appartenenza alla comunità dei credenti. Non si appartiene alla comunità dei credenti in un solo e unico modo. Lo Spirito Santo è lo spirito della differenza, dei colori, non è bianco o nero. Due sono le figure che i Vangeli tratteggiano del credente della soglia, e voi andate a cercare nei Vangeli, ci sono tutti questi modi del credere, e Gesù ha incontrato tutti questi modi del credere. I credenti della soglia sono Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Nicodemo, capo dei Giudei, che va di notte da Gesù per interrogarlo e ascoltarlo, riconoscendo che Dio è in lui, ma tuttavia non prenderà mai la decisione di seguirlo come discepolo. Va di notte, lui capo dei Giudei, va di notte da Gesù per non farsi vedere. Quello è un credente della soglia. Giuseppe d'Arimatea invece è un membro autorevole del Sinedrio. Dice Giovanni 19,38, discepolo di Gesù, ma di nascosto per timore dei Giudei. Entrambi questi uomini vivono la non facile condizione di credere nel Rabbi di Nazaret, ma nel nascondimento, nella discrezione. Giuseppe vive la doppia appartenenza al Sinedrio e al tempo stesso al gruppo dei discepoli di Gesù. Questi sono i credenti nella soglia, e anche oggi ci sono credenti nella soglia. Ultima, quarta metafora, la liturgia casa. Da ultimo, la liturgia casa è la liturgia di chi si riconosce e si dichiara agli altri come credente, di chi si sente di appartenere stabilmente a una comunità cristiana. La liturgia a casa è la liturgia dei dimoranti, dei discepoli che si riuniscono regolarmente e alcuni assiduamente attorno al loro Signore per ascoltare la sua parola e spezzare il pane. Tutto quanto è stato detto nelle metafore precedenti di ciò che si impone oggi circa l'eloquenza, la comprensibilità e l'autenticità della liturgia vale a maggior ragione anche per questa ultima immagine, la liturgia a casa. I credenti discepoli vivono anch'essi immersi nell'età secolare, sono credenti disincantati che in forme e modalità diverse sperimentano le stesse dinamiche del credere oggi, con i bisogni e le esigenze che ne conseguono. Più che una realtà già data e realizzata una volta per tutte, la liturgia a casa è un compito che ancora ci attende. Mi limito a evocare quello che a mio parere è la problematica più decisiva che la liturgia dovrà affrontare nei prossimi anni per poter sapientemente interagire alle profonde trasformazioni delle forme del credere, già da tempo in atto, ma che nei prossimi anni emergeranno ancora con particolare evidenza. La liturgia è infatti intrinseca alla vita di fede, è l'espressione fondamentale della vita di fede. Si è soliti ribadire, e a giusto titolo, uno dei principi cardini della riforma liturgica conciliare, quello della partecipazione attiva dei fedeli alle liturgie. Un principio che rappresenta, senza ombra di dubbio, un'acquisizione irrinunciabile e un punto di non ritorno. Accanto all'esigenza di una maggiore partecipazione attiva, occorre domandarsi quanto la liturgia del Vaticano II crei effettivamente le condizioni necessarie per la partecipazione attiva dei fedeli. Se si offre un cibo e si invita a mangiarlo, occorre quantomeno essere certi che questo cibo sia effettivamente commestibile. Fuor di metafora, appare da più parti sempre più necessario interrogarsi se il linguaggio dei testi liturgici e le modalità di formulare la fede che essi veicolano
sono effettivamente in grado di coinvolgere i fedeli rendendoli partecipi. Si partecipa attivamente solo a condizione di essere fatti partecipi. Se l'esperienza di preghiera che la liturgia propone riesce a interagire con le modalità attraverso le quali i credenti di oggi muovono la loro ricerca spirituale e vivono la loro relazione con Dio. Oggi la partecipazione attiva interroga anzitutto le forme e i linguaggi della liturgia, prima e molto di più di quanto interroghi coloro che vi partecipano. Di fronte al profondo cambiamento in corso nel credere oggi, in Italia c'è urgente bisogno di maggiore ricerca in campo liturgico, non solo convegni e commissioni, ma anche e soprattutto laboratori di liturgia, cioè realtà, comunità, luoghi nei quali si sperimenta, si elabora, si ricerca, iniziando in primo luogo da nuovi testi per la liturgia e un'altra gestualità rituale. Anche laboratori realizzati dai giovani, nei quali essi possono essere direttamente coinvolti nella ricerca di nuove forme espressive, di nuovi linguaggi, di altri modi di dire la fede cristiana oggi. Ecco, in conclusione, e giungo alla conclusione, la riflessione che questa sera ho cercato di sottoporre alla vostra attenzione. So di aver abusato un po' della vostra attenzione. Sottoporre al vostro discernimento spirituale e pastorale, sollecitato e ispirato dal cammino che state facendo. Una liturgia fedele al Vangelo e al tempo stesso fedele all'uomo e alla donna di oggi, consapevoli che, come disse il cardinale Giovanni Battista Montini, intervenendo in concilio il 22 ottobre 1962, proprio nella discussione sulla liturgia. Disse Cardinal Montini: liturgia pro hominibus est istituita, non homines pro liturgia, cioè la liturgia è per gli uomini, non gli uomini per la liturgia. Grazie. Grazie davvero. Adesso c'è uno spazio per le domande. Quindi c'è una nostra collega Maria Grazia che passerà con il microfono. Salve, Don Mauro. Volevo domandarle, è legato alla domanda di prima, però sta un po' più a monte e riguarda l'espressione che ha detto nuovi gesti liturgici, nuovi testi liturgici, cioè più rispondenti alla sensibilità di oggi. Vorrei sapere però anche fin dove, tra virgolette, quali sono quei limiti entro i quali, per esempio, certi gesti sono magari non più compresi oggi, per esempio l'utilizzo dell'olio mi viene in mente, però sono fondamentali, cioè non è che possiamo sostituirli con altro. Ecco, quali sono i parametri, i limiti su cui muoverci in questo? Grazie. Allora, sono Ferruccio. La Chiesa sicuramente avrà bisogno delle nuove generazioni anche, dei bambini e dei ragazzi che vengono avanti. Noi stiamo facendo un esperimento nella nostra parrocchia. Mensilmente proviamo a fare una liturgia eucaristica per i giovani e per i bambini. Però non sempre troviamo un appoggio da parte dei sacerdoti, perché la liturgia è fatta per gli uomini e le donne, e le musiche che rendono vivace anche la celebrazione, i suoni degli strumenti, i canti dei bambini e dei ragazzi che li fanno partecipare non sono mai ben visti.
come facciamo a creare e ad appassionare alla liturgia eucaristica quelli che saranno i cristiani del tempo che verrà? Comincio a rispondere a queste prime 3 domande che in fondo ruotano tutte attorno. Io credo che appunto bisogna in qualche modo riprendere quel movimento che c'è stato dopo il Concilio per una riforma della liturgia, dove le comunità avevano in mano, partecipavano, era a cuore come si celebrava. Lo dico spesso a Roma quando ci incontriamo noi nelle commissioni, gli esperti, che la liturgia per andare avanti nella vita liturgica della Chiesa non bastano le commissioni di esperti, ci vogliono luoghi, comunità cristiane, che io chiamo luoghi di laboratori, dove veramente ci si appassioni alla liturgia e ci sia un coinvolgimento di tutti nel celebrare la liturgia. Io penso ad esempio che una comunità cristiana seria, matura, che ha una ricerca spirituale, non può usare i foglietti per la preghiera dei fedeli alla messa domenicale, già stampati in una tipografia di Roma o di Milano. Ogni comunità deve formulare, sotto la guida del proprio pastore, formulare le proprie preghiere dei fedeli. Si chiama preghiere dei fedeli perché sono fatte anche dai fedeli. Quindi quando parlo di laboratori vuol dire comunità dove ci sia sempre delle persone, chiamiamolo gruppo liturgico se vogliamo, ma persone che a nome di tutti hanno cura della liturgia, la preparano, ne sono consapevoli. E in questo modo, secondo me, si diventa laboratori di liturgia, luoghi veramente dove la liturgia è curata, è preparata, è pensata, è voluta, è desiderata. Circa nuovi testi e nuovi gesti, quali sono i limiti, diceva Tommaso. I limiti ci sono perché Don Mauro, ho capito male, quindi scusa. Don Mauro. La liturgia è della Chiesa. Quindi non è che ciascuno può inventarsi la propria liturgia. E al tempo stesso io penso che ci sia un margine, parlavo della preghiera dei fedeli, ma anche a volte delle munizioni, dei luoghi dove si pensa alla liturgia, si ragiona sulla liturgia. Ci possono essere magari non le parrocchie, ma dei luoghi nel nostro paese che cominciano a scrivere testi liturgici, che un domani, quando ci sarà una revisione dei libri liturgici, come sta avvenendo adesso per la liturgia delle ore. Io sono nella commissione che sta rivedendo gli inni e noi abbiamo fatto entrare inni scritti da diversi monasteri in Italia, monasteri di Vitorchiano, di Valserena, di Camaldoli, di Bose stesso, che sono luoghi dove si compongono testi liturgici e allora entrano poi a far parte della liturgia ufficiale. Ma questo perché? Perché ci sono stati in questi anni luoghi, laboratori di liturgia. Io penso che questo possa avvenire non solo nei monasteri e nelle comunità religiose, ma anche nelle diocesi in cui ci sono come dire, persone capaci di scrivere testi liturgici, che un giorno poi la Chiesa potrà discernere, raccogliere, far proprio. Io penso, quando parlo di laboratori di liturgia, intendo solo questo, perché dopo 20 anni che lavoro alla Conferenza Episcopale, nelle commissioni, mi rendo conto che noi esperti non possiamo far tutto, ma la storia della liturgia col tempo ha sempre raccolto il materiale liturgico, testi, poesie, preghiere che venivano fatte all'interno delle diverse chiese. Ferruccio invece parlava delle nuove generazioni, dei canti. Io penso che sia quello un grande compito delle comunità parrocchiali.
È una cosa molto difficile, non facile con i bambini, con i giovani, ma sia qualcosa di necessario, perché attraverso la liturgia c'è la trasmissione della fede. E quindi educare i bambini a celebrare, cercare di coinvolgere i giovani nella celebrazione, io penso che non si limiti semplicemente ai canti, quello sono un aspetto, ma non è solo quello, ma richiede anche una catechesi liturgica per i bambini. Perché non spiegare ai bambini che significato ha quel gesto, quella parola, quel segno, perché ci si fa il segno sulla fronte, sulla bocca e sul cuore quando si inizia ad ascoltare il Vangelo. Io mi ricordo la suora, facevo male da bambino, il segno, mi prese il dito e mi insegnò a fare e mi spiegò il significato. Ecco, più che pensare delle liturgie giovanili o per bambini, occorre prima introdurre i bambini ai segni liturgici. I bambini sono molto attenti ai gesti, ai segni, ai simboli. I catechisti questo devono farlo, i genitori devono farlo. Per i giovani io penso che bisogna anche molto ascoltare cosa i giovani desiderano dalla liturgia, non semplicemente metterli sui binari dei canti. Quello è un aspetto, ma non è tutto, non è tutto il canto e la musica. Quindi poi le forme si trovano, se c'è la volontà dalla parte della comunità cristiana di educare i giovani e i bambini alla celebrazione. Io penso che si potrebbe fare durante la settimana, non nell'Eucaristia domenicale, perché è sempre l'Eucaristia di tutti. Perché durante la settimana non pensare di fare una liturgia che inizi i bambini alla liturgia, che magari non è una messa completa, ma che è una parte, ma che spiega, fa vivere, senza bisogno di tante spiegazioni, ma fa vivere ai bambini direttamente quel gesto liturgico, quell'attitudine del corpo, quel movimento, quella preghiera. Però sono convinto che voi avete molte più idee, perché siete a diretto contatto con i bambini e con i giovani, di uno come me che invece scrive articoli e legge libri. Mi ha molto colpito la prima immagine, liturgia a prodo. Mi è venuto in mente che proprio nei giorni scorsi un bravo sacerdote si esprimeva in questi termini: io vado in cerca che qualcuno mi vaccini, usato questa, dalla sofferenza di vedere che i bambini, i ragazzi, la gente, nonostante tutto, non vengono a messa. Ecco, io credo che un vaccino non c'è evidentemente, però questa idea, no? Noi veniamo dalla convinzione che maturata dentro di noi, no? La messa è un obbligo morale, se non vai in messa domenica sei in peccato mortale, eccetera. Credo che bisogna ripensare questo discorso qui. Non che non sia una cosa grave o altro, però questo era un modo per instillare l'importanza, cioè, non è che sia bene andare, però se passiamo dall'angoscia e di non vedere le persone che vengono ogni domenica, che sono la maggior parte dei nostri cristiani, che non vengono ogni domenica, è una piccola parte che viene ogni domenica. Se passiamo dall'angoscia di non vederli e dal muto o gridato rimprovero che si fa loro perché non vengono, spingendoli ancora più lontano, se passiamo alla gioia di dire meno male che oggi ci siete, sono contento di vedervi, è liturgia a prodo, no? Cioè, credo che forse cambiano le cose per noi pastori anzitutto, ma anche per la gente. Ecco. No, credo che l'unico modo sia e il modo ideale del vivere la liturgia sia la liturgia a prodo, tanto è vero che ci sono anche altri modi, però questo è un modo che si dà e non so quanto fecondo sia arrabbiarsi e contestare questo modo che è quello più maggioritario. Forse sarà da valorizzarlo come cammino, come itinerario, tenendo conto che c'è più tempo che spazio.
Sono convinto di questo. Quando Papa Francesco chiede una Chiesa in uscita, chiede anche questa conversione di mentalità. Non dobbiamo vivere nell'illusione che tutti partecipino all'Eucarestia tutte le domeniche, perché questo è un modo sacrosanto, ma è dell'ultima metafora, della liturgia a casa. Io sono partito dalla figura di Gesù e dei Vangeli, della liturgia come Vangelo celebrato, perché tutti, conoscendo i Vangeli, sappiamo che Gesù aveva attorno a sé una comunità ristretta di discepoli. Quelli avevano una frequenza assidua con lui. Erano appunto discepoli, abitavano la stessa casa. Sapete che ormai gli archeologi dicono che i discepoli di Gesù abitavano a Cafarnao, avevano una casa a Cafarnao, quello che si dice era la casa di Pietro, in realtà era la casa della comunità, la comunità di Gesù. Ma questo non ha impedito che tanta gente ruotasse intorno a Gesù. E io dico anche le persone, vi ho detto, che occasionalmente andavano lui, eppure incontravano la salvezza, avevano da lui una parola, un aiuto, loro andavano chiedendo qualcosa, lui dava e questa gente poi se ne andava. E Gesù riconosceva la fede in quelle persone. Donna, la tua fede ti ha salvato. Ai discepoli che aveva vicino gli diceva: voi che non avete fede, li rimproverava per la loro poca fede. Quindi io penso che se vediamo la comunità cristiana davvero come i Vangeli raccontano la vicenda che Gesù ha vissuto, i Vangeli ci danno un'altra ottica, un'altra visione. C'è una comunità assidua, una comunità che vive la liturgia come casa, ma poi ci sono tanti altri cammini di fede, di ricerca di senso, di ricerca di Dio, di vita spirituale, multiforme, diverse, e la Chiesa deve essere una casa anche per questi. La comunità eucaristica, la liturgia deve essere un approdo, un pozzo, una soglia. Ecco, io penso che una liturgia aperta missionariamente per una Chiesa in uscita ci chiede un cambiamento di visione su cosa, che funzione ha la liturgia nel credere oggi e domani. E io credo che la liturgia, l'assemblea liturgica soprattutto domenicale, ma anche la Chiesa, quando non c'è liturgia e resta aperta, credetemi, è un luogo importante se si può entrare, sostare anche solo 5 minuti. Ecco, dobbiamo cambiare un po' la visione e far nostro di più l'esperienza che c'è scritta nei Vangeli, di questa pluralità dell'andare a Gesù di Nazareth. C'è una pluralità di vivere la fede e Gesù l'ha riconosciuta, questa pluralità di vivere la fede. Sì, i saluti li facciamo dopo, allora la compieta. Cosa dice Eccellenza? Come? Lasciamola. Sì. Ah, c'è una domanda. Vabbè, facciamo un'ultima domanda. No, aspetti. Sì, per voi. Buonasera, sono Sor Bianca. Riguardo la messa, come liturgia, come centro della liturgia, riguardo la messa, chiedo se possiamo essere meglio informati in che cosa consiste la messa come sacrificio, perciò come premessa di informazioni tramite le letture, il sacrificio in che cosa consiste e l'offerta di Gesù come sacrificato che noi facciamo al Padre. Il nucleo non sappiamo abbastanza, giusto? Allora, per favore, di essere aiutati a essere informati adeguatamente sul valore e non soltanto genericamente il valore, che altrimenti si va per una sorta di dovere morale obbligatorio di andare a partecipare alla messa, ma non ne conosciamo il vero. Allora si va quando si può, quando si sente emotivamente portati per andare, o come supinamente dover andare, e non per una
adeguata partecipazione, coinvolgimento completo, umano, pieno della nostra umanità come Gesù ha voluto, cercato, ci ha detto. Grazie. La sua domanda è una domanda da $1 milione, che penso che alle 10:30 di sera, sorella, sia veramente... Comunque, come dire, quello che lei dice è estremamente vero. La celebrazione eucaristica è il luogo dove effettivamente si ascolta la parola di Dio e ci si nutre del suo corpo e del suo sangue. In questo modo la comunità cristiana diventa il corpo di Cristo. Mi rendo conto che è detto in pochi termini, però mi sembra fondamentale la sua richiesta, la sua domanda, quella di cogliere questa in un cammino di fede ordinario nella propria comunità parrocchiale. È bene essere, come dire, istruiti sul significato della celebrazione eucaristica, che effettivamente rimane il cuore della vita di fede. Bene, allora concludiamo. Grazie, io credo ci abbia veramente offerto degli stimoli straordinari. Ci sarebbe tantissimo veramente da discutere e sarebbe bello davvero pensare a dei laboratori a vario titolo, ma che affrontino anche tutti gli aspetti della liturgia. Mi viene in mente per esempio il momento del funerale, che è forse il momento più delicato, perché si è a contatto con una sofferenza e anche in contatto con un grande numero di persone, perché è il momento in cui tante persone confluiscono per essere vicini a questa sofferenza. Comunque la ringraziamo e speriamo di averla ancora qui con noi. Grazie. E porti i nostri saluti alla comunità che amiamo tanto. Grazie.